Mercoledì 21 aprile, variante di TAI, via al progetto esecutivo, puntando al 2026. Questo è uno dei titoli importanti di oggi del Gazzettino. Siamo sul fascicolo di Belluno. L'articolo si riferisce al territorio di Pieve di Cadore. Un altro passo è stato fatto. Se vengono rispettati i tempi che i vertici ANAS ci hanno prospettato, la variante sarà pronta prima delle Olimpiadi 2026. È una questione che si trascina da molti anni, che ha ripreso slancio quando sono stati decisi i mondiali di sci a Cortina, che si sono già svolti, e poi le Olimpiadi del 2026. Adesso ci sono tutti i pareri favorevoli, si può passare alla progettazione esecutiva di una galleria molto lunga che consentirà di scavalcare il nodo, lo snodo importante, ma anche il tappo, se volete, di TAI di Cadore, dove confluisce la strada che scende da Cortina e quella che scende da Auronzo Comelico dall'altra parte. Bene, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi dicevamo è mercoledì 21 aprile, Luigi Guglielmi che vi conduce tra i principali titoli. Andiamo a vedere la prima pagina adesso, saltando al Corriere delle Alpi per vedere quali sono le principali notizie di oggi, poi torniamo sul Gazzettino. Sotto la testata importante ci interessa molto la vicenda della CC. Ancora il governo rilancia su Italcomp per ACC un altro mese in apnea. Questo è il problema numero uno, perché non ci sono soldi anche per pagare gli stipendi. C'è la nomina di Soragni al post Vaia. Zaia, l'abbiamo già detto ieri, il presidente della regione ha lasciato il ruolo di commissario per la gestione dell'emergenza Vaia e lo ha lasciato a questo Soragni, che è di origine vicentina ma ha avuto dei ruoli dirigenziali nell'ambito museale e delle sovrintendenze a livello nazionale, e sarà lui, sarà questo Soragni il nuovo commissario di fatto, che dovrà gestire lavori per 922 milioni di euro. Quindi capite, si tratta di tantissimi soldi che il nuovo commissario dovrà gestire in provincia. Infatti si sono fatti vivi già le associazioni di categoria per raccomandargli un'attenzione particolare alle imprese del nostro territorio, che è giusto che siano in prima linea nel lavoro, quindi anche nel guadagno di questi soldi per la gestione del post Vaia. C'è un titolo sul Nazionale, il commento è un commento: Movimento 5 Stelle, se Grillo cancella anche il giustizialismo. Qui c'è poco da fare, insomma assistiamo a una mutazione totale del movimento fondato da Grillo, che era anti-europeista, poi è diventato europeista, anti-euro e poi è diventato pro-euro, anti-PD e poi fa l'alleanza col PD, e adesso, per via della vicenda privata, imbarazzante, drammatica, che riguarda il figlio di Beppe Grillo, adesso insomma il commento è questo: va a finire che si cancella anche il giustizialismo, che era una delle cose che avevano caratterizzato il movimento quando aveva avuto la maggior presa popolare. Coronavirus, vaccini per i settantenni, riattivati liste e drive-in, l'ULS 1, prime dosi con Pfizer, le nuove forniture di AstraZeneca accantonate per i richiami. Johnson Johnson, c'è il verdetto di AIFA, destinato in preferenza alle persone con più di 60 anni, per i soliti dubbi, perché la struttura del vaccino Johnson Johnson da una dose di fatto non è così diversa da AstraZeneca, e questo riflette gli stessi dubbi, diciamo, anche se sono veramente dubbi di pochissimo rilevanza, insomma, anche sul vaccino Johnson Johnson. Il lancio è questo: via alle vaccinazioni anche agli over 70 con il siero Pfizer. Da ieri infatti sono stati attivati nuovi posti per l'immunizzazione anti-Covid, che si possono prenotare direttamente dal portale dell'ULS, mentre rimangono ancora aperte le possibilità di riservare sedute vaccinali per gli ultra ottantenni, per le persone estremamente vulnerabili e per quelle con disabilità grave, secondo le tabelle ministeriali. Poi Paola Dallanese, se volete vedere, pagina 8 del Corriere delle Alpi, siamo su questo giornale, vi spiega tutto con estrema precisione. Vedrete che il titolone del Gazzettino Nazionale è su questo, che invece sul Corriere delle Alpi diventa un titoletto piccolo in prima pagina: scuola, accordo alle superiori, in presenza almeno il 60%. Questo titolo, vedete come sono le cose, è un titolo con un tono positivo, no? Alle superiori in presenza almeno il 60%. Il Gazzettino invece, che vi dicevo
esecutivo sul nazionale dà un tono totalmente diverso a questa notizia. Adesso ve la mostro, perché questo ritorno al 60% diventa invece sul Gazzettino, guardate come, frenata sul ritorno a scuola da lunedì in classe, ma non tutti, era stato detto tutti, soltanto il 60%. Vincono le regioni preoccupate del caos trasporti, braccio di ferro sul coprifuoco, forse slitta alle 23, la sera si potrà mangiare al ristorante all'aperto e anche con una certa tranquillità, diciamo, se resta aperto fino alle 23. Però vedete, volevo proprio farvi riflettere, che riflettessimo un attimo insieme su questo, no? Sulla diversa impostazione e anche su quello che le notizie a volte ci nascondono, no? Nei giorni scorsi dovevamo capirlo, insomma, l'impossibilità di gestire i trasporti ha fatto sì che il prospettato rientro al 100% a scuola apparisse impossibile. E chi è stato a tirare per la giacca il governo? Sono state le regioni. Guardate qui, vincono le regioni preoccupate del caos trasporti. Vincono le regioni, cosa vuol dire? Che hanno vinto loro nel richiedere la DAD. Per cui adesso, anche quando commenterete questi post che noi scriviamo, eccetera, teniamo presente com'è lo sviluppo delle cose. Il governo avrebbe voluto spingere, però è incredibile che il governo non sappia, è incredibile che il governo non si renda conto di non avere sul territorio gli autobus per garantire come si dice, la presenza del 50% soltanto sui mezzi pubblici. È incredibile che il governo non sappia una cosa del genere. Eppure così è successo. Fatto sta che sono state le regioni preoccupate per questo fatto a tirare per la giacca il governo e a imporgli una soluzione di tipo diverso, cioè di continuare con la DAD. Alla fine in prima linea c'era proprio Zaia che chiedeva la continuazione della DAD. Frenata sul ritorno a scuola in presenza al 100%, dice il Gazzettino in prima pagina del Nazionale. Sono state accolte le richieste delle regioni preoccupate del caos trasporti, si torna in classe al 60%, da lunedì tornano le zone gialle che potrebbero riguardare ben 11 regioni, tra queste anche il Veneto, e si potrà andare al ristorante o in pizzeria anche la sera all'aperto, rientrando a casa probabilmente, deve essere ancora deciso, entro le 23, non più le 22. Sullo slittamento di un'ora del coprifuoco è ancora in corso un braccio di ferro nella maggioranza, dice il Gazzettino. La mediazione potrebbe trovarsi con un allentamento solo dopo il 1° maggio. Su Johnson Johnson abbiamo detto, è in prima pagina anche sul Gazzettino, via libera, ma l'Italia dice meglio usarlo solo sopra gli over 60, verso un utilizzo preferenziale del vaccino Johnson Johnson per i soggetti sopra i 60 anni di età. Sarebbe questo l'orientamento del Ministero della Salute e AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, dopo il pronunciamento dell'EMA, che invece è l'Agenzia Europea del Farmaco. C'è tutta un'altra fila da osservare. Dal 29 aprile, appunto è la notizia di prima pagina anche del Corriere, come abbiamo visto, 40.000 dosi al giorno si prevedono dal 29 aprile. Vaccini ai settantenni, ecco come prenotare, il calendario è sul portale della Regione del Veneto, non si può scegliere il siero, non è che potete dire, che possiamo dire, ma io voglio Johnson Johnson, io voglio AstraZeneca, io voglio Pfizer. Quello che c'è, quello che viene deciso dalla regione. Questo ve lo leggo, questo lancio, perché è breve e ci aiuta un po' a fare il punto sulla situazione. Dopo gli over 80, dopo i pazienti fragili, dopo i disabili, il Veneto darà il via libera alle vaccinazioni alle persone di età comprese tra i 70 e i 79 anni. Dal 29 aprile si passerà dalle attuali 25.000 dosi al giorno a 40.000 dosi al giorno, quasi il doppio. Ma cosa deve fare esattamente un settantenne per avere il vaccino? Eccolo qui. Dal fai da te con il computer, cioè va al computer e prenota da sé, oppure con l'aiuto in farmacia. Si può andare in farmacia e si dice io ho più di 70 anni, mi aiutate a prenotare la vaccinazione? Questo si fa. Oppure con la chiamata del medico. Ecco tutti i passaggi necessari. Il Gazzettino vi spiega tutto a pagina 6 del Nazionale. Ma anche il Corriere abbiamo detto. Quanto si paga per il servizio della farmacia? Cioè se vado in farmacia a dire scusate ho più di 70 anni, mi aiutate a prenotare il mio vaccino? Non si paga nulla, il farmacista non può chiedervi nulla perché c'è una convenzione, sarà pagato dalla regione questo servizio. Il vaccino non si sceglie, è l'altro punto fermo, è il medico a stabilire il tipo di siero per ogni singola persona.
ed è per questo che viene chiesta la scheda anamnestica, cioè viene chiesto, c'è quel foglio da compilare, ormai molti di noi l'hanno visto, l'hanno preso in mano, in cui c'è scritto se si è allergici, se nelle precedenti vaccinazioni è mai successo qualcosa, che tipo di patologie si hanno, se si prendono farmaci contro i tumori. C'è scritto questo su questa scheda, la si dà al medico perché il medico, sulla base di come stiamo, ci dice tu è meglio che faccia questo, no, è meglio che tu faccia l'altro. Ecco, questo per dire come funziona, molto chiaro. Quindi, ok, dal 29 aprile ormai siamo al 21, via libera alle vaccinazioni sopra i 70, tra i 70 e i 79, con queste tre possibilità di prenotazione, o attraverso il proprio medico, oppure facilissimo, andate in farmacia e lì gratis vi prenotano il vaccino, oppure fate da soli usando il sito internet della regione. Mi sembra che abbiamo spiegato bene quali sono le cose da fare, no? Allora noi torniamo sul Corriere delle Alpi, dove ci eravamo fermati appunto sulla notizia della scuola in presenza almeno il 60%, Feltre hanno terribile ma in positivo comune avanzo di 2 milioni. Andiamo a vedere la foto di prima pagina, riguarda il convegno, l'evento Top 500 di ieri voluto da Confindustria dentro il Bembo, il Palazzo Bembo a Belluno. Top 500 Belluno, l'economia guarda avanti, innovazione ed export per cavalcare la ripresa. Non leggiamo nulla poi dentro, ma almeno il lancio qui in prima lo vediamo insieme. C'è voglia di ottimismo, il distillato di numeri e storie aziendali è questo: la provincia di Belluno vuole rialzare la testa. L'evento Top 500 di ieri, se fosse un sismografo, avrebbe registrato una serie di scosse di positività nonostante la pandemia, anzi proprio per la voglia di lasciarsela alle spalle, di archiviare un 2020 che per le imprese resterà negli annali come il peggior anno del dopoguerra. Dal dopoguerra ripartirà il prodotto interno lordo, questo dicono gli indicatori, torneranno a crescere le esportazioni, si apre una nuova pagina. Pagine 14 e 15 per chi vuole saperne di più. Pentathlon Dog, Zeb e Daniela, campioni italiani. Sono le storie del Corriere delle Alpi. A me piacciono molto queste finestre che il Corriere apre sulle persone, sulle aziende, sulle attività della nostra provincia di Belluno, che rischiano di non far notizia, invece sono belle notizie, sono importanti. Allora, i campioni italiani di Agility Dog sono bellunesi, Daniela Fontana e il suo fido Zeb, e sono nella foto. Si sono classificati al primo posto nella disciplina pentathlon alle finali nazionali di Cattolica organizzate dallo XEN e dalla FIDASC. La Fontana si allena a Feltre da Pojan, il servizio se volete andare a vedere di più. C'è la bufera nel calcio, anche in prima pagina sul Corriere delle Alpi. Superlega flop, dietro front delle inglesi e del Barcellona, mamma mia, è una cosa che sta appassionando moltissimi e che sta un po' sconvolgendo il mondo dei tifosi del calcio. Il portale nasce ilgusto.it, preparatevi al nuovo viaggio e c'è un approfondimento su questa nuova attività che parte, fondata appunto sul cibo, sul mangiare bene. Allora, pagina 2, dicevamo scuola, il governo cede alle regioni, questo siamo sul Corriere con un titolo all'interno che assomiglia molto al titolo che avevamo visto prima sulla prima pagina del Gazzettino, in presenza solo il 60% degli studenti, non il 100%, ripeto, a me suona incredibile. Draghi sembra incredibile che sia stato detto 100%, illudendo famiglie, scuole, quanti operano in questo mondo che già si stavano organizzando, e poi il giorno dopo viene detto ah no scusate ci siamo sbagliati perché non ci ricordavamo che non c'è posto sugli autobus. Posso dire la mia? Non è serio. Draghi accelera, il decreto sarà approvato nel Consiglio dei Ministri di oggi. La Gelmini: sarebbe bastato allungare l'anno scolastico. E vai, diciamone ancora una. Continuiamo a dire un sacco di cose che fanno confusione. Se la dico io, se la dice qualcun altro di noi va benissimo, ma persone che sono al governo, secondo me, dovrebbero stare molto più attente a quello che dicono e parlare solo in presenza di fatti, di prospettive concrete, perché sennò si genera una confusione incredibile e non ne abbiamo bisogno. Gori, sindaco di Bergamo: se tutti andranno in classe non ci sarà sicurezza nei trasporti, ed è da un altro punto di vista la stessa visione sostanzialmente. Allora,
Sul discorso del coprifuoco, bar e ristoranti resta il coprifuoco alle 22, dice il Corriere delle Alpi, mentre dall'altra parte abbiamo visto che c'è la possibilità che si estenda alle 23, anche qui ci viene detto che noi giornalisti facciamo confusione, eccetera. Beh, tutti abbiamo desiderio di sapere queste cose qua, però purtroppo siccome le notizie che trapelano spesso vengono poi rimangiate dalle fonti, purtroppo non sempre si riesce a dare le notizie corrette, no? Questo è il problema. Allora, ok, al vaccino Johnson Johnson l'Italia lo userà sopra i 60 anni e abbiamo detto riattivate chirurgia e visite specialistiche, Lanzarin, priorità agli screening arretrati. Questo riguarda il Veneto. C'è una schiarita, dice l'Occhiello, nel circuito ospedaliero, perché appunto la chirurgia e le visite specialistiche ricominciano, visto il calo dei ricoverati che c'è stato nelle ultime settimane, progressivo, ancora figlio di quel Veneto per 3 settimane in zona rossa, ricordiamocelo. Dopo siamo passati in zona arancio, che ormai dura da un bel po', però il calo si è fermato, siamo fermi Belluno a quota 120 di incidenza, che non è il massimo, non è detto che si riesca entro domenica a scendere a 50 e ricominciare il giallo con un valore di incidenza basso. Siamo piuttosto alti, sappiamolo, dobbiamo saperle queste cose qui, insomma. Ok, per quanto riguarda Zaia c'è l'Occhiello annuncia la fascia over 70 sarà completata in 2 settimane, dal 29 aprile, target di 40.000 inoculazioni al giorno. Se ci riescono a fare in 2 settimane i settantenni, se ci riusciamo nel Veneto, siamo veramente bravissimi, sarebbe una cosa importantissima, l'abbiamo detto tante volte, perché i settantenni hanno un rischio di contrarre la malattia in modo grave meno rischio rispetto a quelli che hanno più di 80 anni, però tra i 70 e i 79 anni la popolazione è molto numerosa, quindi quel minor rischio provoca però lo stesso, in termini proprio numerici, tantissimi ricoveri e molti decessi. Quindi mettere al riparo la fascia 70-79, dopo aver messo al riparo la più a rischio sopra gli 80, significa mettere al riparo una fascia di popolazione molto consistente che rischierebbe di andare in ospedale e rischia anche di morire. Quindi benissimo se si va avanti con la vaccinazione veloce agli ultra settantenni. Restrizioni ai vaccini riducono i decessi dopo la strage per Covid di dicembre. Vedete, è quello che abbiamo detto prima. Restrizioni, la zona rossa abbiamo detto, e i vaccini stanno riducendo i decessi, ci sono meno morti. Perché? Perché morivano soprattutto i sopra gli 80 e i sopra gli 80 ormai sono quasi tutti vaccinati, quindi negli ospedali ci sono purtroppo persone più giovani, persone magari della mia età, 55 anni, che stanno male, stanno malissimo, magari poi se la cavano, però soffrono di più, perché gli ospedali non sono più sovraffollati delle persone più anziane che purtroppo spesso davano un esito fatale, come succede ancora in questi giorni in provincia di Belluno, quando vediamo che comunque un morto, 2 al giorno ci sono sempre, sono spesso di persone che non hanno fatto in tempo ad essere vaccinate e sono anziane. Allora, beh, questo va detto, vaccini, risolti i problemi del sito, ora i fragili possono prenotare, andiamo avanti, il video shock di Grillo va in Parlamento, questa vicenda avrete capito, mi prende a livello personale, ripeto, perché non può succedere che dei giovani abusino in modo così violento di una ragazza e poi anche scatti un meccanismo di difesa che va bene al di là di quello che le indagini, che tocca le indagini, che tocca agli inquirenti verificare se si sia svolto o meno, con offesa verso anche le persone che sono state coinvolte, vittime di questa vicenda. Comunque, insomma, toccherà alla giustizia vedere, intanto forse un po' più di sobrietà, a cominciare dal buon Beppe Grillo, ci starebbe del tutto. Allora, andiamo a vedere il convegno di ieri, vi dicevo, ci sono le 2 paginone, siamo pronti a ripartire, innovazione ed export per cavalcare la ripresa, ma noi lasciamo stare l'argomento, se volete andate ad approfondire qui sul Corriere delle Alpi. Berton, oggi stiamo faticosamente bene, la politica ci sostenga. Belluno si apre con questo titolo: bollettino di guerra dell'agricoltura, danni ai frutteti e api sempre in crisi. Post Vaia, il commissario Soragni in 2 anni 922 milioni di lavori, come dicevamo al presidente della regione Luca Zaia. Il presidente Zaia passa il timone per finire la ricostruzione, avviati 1400 cantieri, vicende giudiziarie e l'esplosione con feriti alla stazione.
chiesto il processo per i 3 indagati. Andiamo a vedere ancora sulle vicende proposte sulla cronache proposte locali, proposte del Corriere delle Alpi. Storia e innovazione, 4 artigiani entreranno nell'Olimpo del super gelato. Noi andiamo a vedere le pagine locali delle vallate della provincia. Feltre apre con il titolo "Nuovo stop alla Castelli 24 ore, non ha senso senza gente, il pedale feltrino rinvia al 2022, troppo complicata la gestione del pubblico, si farà invece la Gran Fondo". Piol, protocolli di sicurezza per ciclisti e volontari. Poi il titolo sulla persona scomparsa, morta, di cui abbiamo detto ieri, una figura importante per il feltrino, e grazie a Ceccato se ne meggio vanta strutture sportive. Era stato anche consigliere comunale, l'abbiamo già detto. Dunque, andando avanti sulla CC, troviamo pagina 27, il governo rilancia sul piano Italcomp, la vice ministro Todde ha incontrato RSU e sindacati, sapete che ieri erano scesi a Roma, ne avevamo dato notizia. Rassicurazioni per i dipendenti, 1 mese ci vuole per la conversione del decreto, e capite che in questa situazione restare 1 mese a bagnomaria non è piacevole. Speriamo che presto possano arrivare le buone notizie. Salvaguardia del territorio, investimenti per 3,8 milioni ad Avedino per bypass e viabilità di accesso ai siti valanghivi. La spesa maggiore, ci sono le foto d'altra parte delle arce sventrate dalle frane, dagli smottamenti di questi anni piuttosto pesanti dal punto di vista idrogeologico, perché non c'è stato solo Vaia, come ben ricordiamo, ma anche vari eventi calamitosi pesanti accaduti dopo. Cortina, Zaia al CIO, rifare la pista era nel dossier, è anche per questo che ci avete premiato. Il governatore difende così l'impianto da bob. Andare a Innsbruck non sarebbe gratis, dovremmo investirci 20-30 milioni. L'approfondimento è di Francesco Dalmas. La variante di TAI da cui siamo partiti con questa rassegna, il progetto definitivo è stato autorizzato. Poi ancora Valle sulla chiesa di San Martino, sarà l'Università di Parma a dire la parola definitiva, cioè se è destinata a cadere con tutta la collina che la sorregge. Per il ponte di Crignes c'è la data di consegna tra fine settembre e i primi di ottobre. Intanto guardo i minuti della nostra rassegna, abbiamo ancora spazio per un po' di notizie. Allora torniamo sul Gazzettino, andiamo a vedere cosa c'è anche nella nostra pagina principale. Vedete i titoli, questo è l'opposto di quello che dice il Corriere delle Alpi. Il Gazzettino, pagina 2, dice coprifuoco fino alle 23, cioè non confermato il coprifuoco fino alle 22. I giornali cercano di anticipare sulla base delle informazioni che hanno. D'altra parte sono notizie che a noi interessa sapere. Cosa ne ricaviamo dal confronto con i 2 giornali? Che la decisione ancora non c'è, però se non c'è può ancora esserci, insomma c'è la possibilità che venga deciso il coprifuoco fino alle 23 con un allungamento che permetterebbe di avere un po' più di spazio, un po' più di vita, diciamo, la sera, per chi volesse andare al ristorante all'aperto, non dovendo tornare a casa per le 10. La prossima settimana, dice il Gazzettino, torna il giallo. Orari, c'è il pressing della Lega, i dubbi di Speranza, il ministro della Sanità, un pass per spostarsi, il nodo dei colori, potrebbero ostacolare il turismo straniero. C'è il calendario qui sotto se volete vederlo, siamo sul Gazzettino, è nazionale. Che cosa succede col 26 aprile, col 15 maggio, col 1 giugno, col 1 luglio? C'è una mappa di fatto del tempo, una timeline che vi guida a sapere quali saranno le novità. La scuola, dicevamo prima, la frenata del governo, da lunedì in classe al 60%, quindi con una bella rimangiata di quanto si era detto fino a ieri, accolte le richieste delle regioni. Decideranno gli istituti se salire al 100%. Gelmini, ora potenziamo i trasporti, anche in zona rossa riaprono primarie e medie almeno al 50%, anche poi le superiori. Andiamo avanti, EMA il via libera su Johnson Johnson, ma io volevo raggiungere nel poco tempo che ci rimane la prima pagina del Gazzettino del
Gazzettino di Belluno, e ormai ci siamo, consentitemi, siamo arrivati, per vedere quali sono i titoli principali che riguardano la nostra provincia. Eccoli qui: Belluno, il turismo, poche prenotazioni, questo è il titolone del Gazzettino. Montagna e laghi, la stagione estiva ancora non decolla, a rilento le richieste di chi stia pianificando le vacanze. Al verà degli albergatori di Cortina, la gente aspetta di avere notizie certe sul futuro e sulla possibilità di spostarsi. Questo è verissimo. Come dicevamo, purtroppo la foto centrale riguarda il ciclismo. Feltre, 24 ore di ciclismo battuta dal virus, cioè non si può fare in presenza. Lo scoppio in stazione e la richiesta di processo per i 3 indagati. Zaia, pista di bob sostenibile, da noi niente sprechi. Il salvataggio dell'ACC, manifestazione a Roma, mediazione tra capitale pubblico e privato, variante di TAI sull'Alemagna, la conferenza ha detto sì e siamo partiti da questo, e su questo andiamo a chiudere. Vi leggo il lancio in prima pagina del Gazzettino nell'edizione di Belluno. Pieve di Cadore, variante di TAI sull'Alemagna, la conferenza ha detto sì, se vengono rispettati i tempi che i vertici ANAS ci hanno prospettato, la variante sarà pronta prima delle Olimpiadi del 2026, commenta il sindaco di Pieve di Cadore. Al termine della conferenza di servizi che ha dato il via libera alla variante di TAI di Cadore, si avvia a conclusione un iter complesso, spiega il commissario Gemme, che è il presidente dell'ANAS, che è commissario per le opere sull'Alemagna. Ora si passa alla progettazione esecutiva e all'appalto. Il 26 è vicinissimo, perché 5 anni senza ancora aver pronta davanti a noi, senza ancora aver pronta la progettazione esecutiva, diciamocelo, vuol dire correre, ma correre, e non è detto che si riesca ad arrivare in tempo, e questo, se vogliamo, è una sconfitta per questa nostra Italia, che tra 1000 vincoli, 1000 norme anche corrette per cercare di non dilapidare il nostro patrimonio naturale, per cercare di tenersi al riparo dai rischi della delinquenza che scatta sempre quando ci sono i cantieri che si aprono, eccetera, 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 però va a finire che ci mettiamo una vita per realizzare le opere. Di queste opere si parlava che dovevano essere fatte per i mondiali, già finiti a febbraio scorso. Non siamo riusciti a farle per i mondiali, non si sa neanche se si riesce per le Olimpiadi tra 5 anni. Ditemi voi se purtroppo tutto questo non è una sconfitta. Va bene, al di là di questa nota finale piuttosto così, insomma, un po' di scoraggiamento, ecco, io vi auguro una buona giornata, vi auguro di star bene, di passare una buona giornata. Se avete voglia di metterci un like o una condivisione di questa rassegna, ci fa solo piacere. Ciao a tutti, ciao.